Il duo di documentaristi on the road, Made in Veneto, è sbarcato in Africa e ha già attraversato il Marocco. È entrato dunque nel vivo il progetto Africa Plastic Road per documentare attraverso un reportage l'impatto della crisi ambientale nel continente, dove l'abbandono dei rifiuti in plastica è una piaga drammatica. Protagonisti di questa missione ecologica sono il gallese Edoardo Alberti, videomaker di Media Nord-Est, e Sebastiano Busolin di Marghera, meccanico esperto, che stanno affrontando questa sfida a bordo delle loro moto, messe già a dura prova. La prima settimana di questo nostro viaggio, Africa Plastic Road, è stata, abbastanza tosta. Siamo partiti dalla costa est, siamo scesi verso la costa est del Marocco per poi rientrare verso Zagora, nella zona sud-est, e là abbiamo trovato un po' di difficoltà. In questi primi giorni hanno dovuto affrontare un'alluvione, il crollo di diversi ponti, l'impraticabilità di strade e di intere zone messe in ginocchio dal maltempo, ma il reportage ecologico intanto prosegue con una fotografia chiara della situazione in Marocco. Soprattutto al nord si possono vedere nelle città grosse persone designate, predesignate alla raccolta della plastica, alla pulizia dell'ambiente e alla cura dell'ambiente, quindi si vede che ci tengono. Man mano che scendiamo a sud, adesso siamo nella zona del West Sahara, stiamo procedendo verso la Mauritania e si vede che la situazione sta cambiando piano piano, si ricominciano a vedere qualche piccola discarica a cielo aperto con persone che vivono e lavorano all'interno nel mezzo di fumi tossici causati dalla combustione della plastica, però vedremo mano a mano che si scende com'è la situazione.